In poco meno di 2 ore si è concluso il Consiglio Comunale di Rapallo, convocato per approvare la surroga di un consigliere ed alcune variazioni di bilancio. Un tempo quasi record per la seduta, aperta con un minuto di silenzio in ricordo di Mario Fracchia, apprezzato ingegnere capo in Comune Rapallo prima, in Regione poi, già assessore sia nella Giunta rapallese sia a Santa Margherita Ligure. Una vita dedicata all'istituzione, ha ricordato il presidente mentore Campodonico, sottolineando la grande levatura umana e professionale dello scomparso. Assenti alla riunione i consiglieri Tassare e Solari per la minoranza, Candido e Baudino tra le file della maggioranza. L'Assemblea ha provveduto alla surroga del consigliere dimissionario Armando Ezio Capurro con la consigliera Maria Dina De Mattei, che siederà tra gli scranni del PD accanto a Mauro Mele. 3 le pratiche analizzate dal parlamentino, illustrate dall'assessore Alessandra Ferrara. Con i voti della maggioranza del consigliere Costa e l'astensione dei 2 consiglieri del PD si è provveduto ad approvare alcune variazioni tecniche del bilancio di previsione 2019-2021. Quella più significativa riguarda una maggiore entrata in conto capitale pari a 708.592 euro, corrispondenti a 2 diversi trasferimenti della Regione, uno di 208.592 euro e uno di 500.000 euro quale contributo spese per i danni della mareggiata. Una seconda voce riguarda un'entrata extratributaria di 600.000 euro derivante da un acconto previsto come rimborso assicurativo sempre per gli eventi meteo-marini di fine ottobre. Complessivamente quindi entreranno nelle casse comunali 1.311.592 euro reimpiegati per interventi sul territorio. Nel dettaglio l'assessore Arduino Maini ha illustrato come sarà ripartito l'investimento di 708.000 euro. 200.000 saranno destinati ai bagni Porticciolo, 50.000 per la pulizia e ripascimento della scogliera dinanzi al castello sul mare, 250.000 per la sistemazione dell'accesso al castello e del cordolo del lungomare Vittorio Veneto, 35.000 per la piscina, 175.000 per il ripristino del lungomare dell'approdo a San Michele di Pagana, pronto entro Pasqua. In conclusione di seduta è stata analizzata una proposta del consigliere Mauro Mele relativa alla possibilità di elargire agevolazioni a favore delle attività danneggiate dalla mareggiata e dai ritardi dei cantieri sul lungomare. Dopo una pausa di riflessione, la proposta è stata ritenuta al momento non attuabile.